Eccoci come promesso ancora insieme per parlare questa volta di politica e di sociale, particolarmente perché con noi questa mattina l'assessore al sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno a voi. All'indomani di una votazione importante come quella del bilancio di previsione 2016, è arrivato in tempi abbastanza veloci, devo dire. Ma si dicono che è una novità, io sono nuova insomma delle aule del Consiglio regionale, quindi per me era il primo bilancio e quindi non sono reduce delle settimane che dicono appunto inchiodati sui banchi del Consiglio regionale per approvazione del bilancio. Invece è stato un bilancio che in 3 giorni, abbiamo iniziato giovedì mattina e abbiamo chiuso sabato notte, sabato a mezzanotte e mezza circa insomma. Come mai è stato così semplice dal momento che sappiamo che era un bilancio complesso in realtà, un bilancio in cui bisognava trovare la quadra su molte questioni che hanno a che fare anche con il suo assessorato, la sanità? Ma sicuramente allora bisogna dire che è cambiato totalmente la prospettiva, ma è cambiato totalmente anche il bilancio in se stesso, nel senso con l'entrata in vigore del famoso 118 appunto ha cambiato un po' come vengono redatti i bilanci, quindi anche i bilanci della regione, quindi si fa il triennale, però ci si concentra appunto sul bilancio poi 2016 che è appunto il bilancio che ci interessa più da vicino, anche se c'è una programmazione per i 3 anni successivi. Era ed è un bilancio effettivamente molto scarno perché siamo passati negli ultimi 5 anni da una spesa libera che andava oltre 1 miliardo a 850-900 milioni. Se poi su questo ammontare complessiva pensiamo che la spesa libera, ossia quella che poi può essere data ai singoli assessorati, era per il 2000 ed è per il 2016 52 milioni, quindi poca roba. Ecco, e poca roba che a noi interessa molto per quanto riguarda appunto l'assessorato al sociale, perché diciamo che qui entriamo nel vivo di un problema che negli anni è diventato sempre più difficile da gestire, collegandoci appunto anche alla crisi economica e anche al fatto che comunque da parte dello Stato c'è la tendenza a disinvestire su questo settore. Ma sicuramente, però bisogna dire la verità, in questo bilancio il sociale è stato uno dei settori che ha subito i minor tagli possibili, proprio perché consapevoli che si tratta di un settore importante, strategico e soprattutto che in questo momento quasi tutto parla sociale, insomma, quindi se parliamo della famiglia, se parliamo dell'anziano, se parliamo della persona che ha perso il lavoro, il cinquantenne, quindi diciamo così una categoria un po' particolare, del giovane che non trova lavoro, che non ha sbocco eccetera, quindi tutto gira attorno al tema del sociale, quindi il sociale diciamo ha subito meno depenalizzazioni rispetto ad altri assessorati. Complessivamente io in questo bilancio avevo circa 40 milioni, lasciando da una parte il fondo non autosufficienza che invece è attorno ai 718 milioni. Che anche lì insomma c'era il problema di come mantenere perlomeno la situazione, avete risolto come? No, il fondo non autosufficienza appunto che è previsto in bilancio è di 718 milioni e in fase di bilancio lo abbiamo integrato di 3 milioni aggiuntivi, soprattutto legato al settore anziani, perché in questo momento il settore anziani delle case di riposo, delle IPA, è un settore effettivamente un po' in difficoltà, nel senso che sappiamo benissimo che molti non ce la fanno a pagare la retta e quindi devono chiedere aiuto non solo ai figli, ma in questo momento molte volte anche i figli vivono in una situazione economica tragica per cui non riescono ad integrare la retta, quindi a volte intervengono poi gli enti locali, i comuni, gli enti locali sappiamo come sono e quindi abbiamo cercato di dare e di porre un'attenzione importante soprattutto alla residenzialità degli anziani, che sarà anche oggetto, su questo bisogna anche dirlo, di una riforma importante che è la riforma delle IPA, che è già candelizzata in 5ª commissione e che dovrà non solo riformare questi enti importanti, insomma, che hanno una tradizione, una forte tradizione, un forte radicamento nel territorio, soprattutto del Veneto, perché arrivano da lasciti, fondazioni, insomma, ecco, e che si sono in questi anni un po' anche, diciamo
diciamo così, hanno cambiato un po' volto perché sono diventati dei centri multiservizi, quindi non solo case di riposo tradizionali come noi le pensiamo, le concepiamo, ma effettivamente molto più articolate. Però all'interno della riforma delle IPA, io credo, insomma ho già anticipato, dovremmo effettivamente affrontare il problema dell'invecchiamento, visto che i dati parlano chiaro, insomma la popolazione sta invecchiando, quindi il trend aumenta sempre più e quindi ci sarà bisogno di avere sempre più spazi, ma soprattutto di dare risposte, e quindi la affronteremo a 360 gradi, sia con la riforma appunto di questi centri servizi, ma anche con la domiciliarità su cui noi puntiamo molto, perché l'anziano a casa ha una qualità di vita sicuramente migliore rispetto ad altre situazioni e altre circostanze. Ma poi c'è anche il grande tema legato anche ai fondi europei, del social housing, del co-housing, quindi diciamo spazieremo un po' in quelli che sono anche le nuove progettualità che si possono mettere in campo. Anche perché queste strutture appunto che hanno una lunga storia in Veneto, però come diceva anche lei hanno problemi di gestione economica, di squilibri, anche perché sono strutture come degli ospedali, hanno gli stessi tipi di parametri anche per quanto riguarda il personale, quindi diventa molto oneroso. Sono molto oneroso, anche perché pensiamo che ormai uno arriva nei centri di servizio, nelle case di riposo proprio alla fine, quindi quando la famiglia non regge più, quando uno è difficile poterlo mantenere in casa, e quindi deve avere anche un'assistenza che diventa un'assistenza sanitaria di un certo tipo, con tutti gli ausili possibili, quindi sono sicuramente onerosi e poi devono rispettare determinati criteri come prevede anche la legge 22 per l'accreditamento. Come cambieranno secondo la sua visione dentro la Ma riforma? allora, nella riforma noi poniamo il doppio binario, ossia la possibilità di rimanere enti pubblici e trasformarsi in aziende per la persona, PSP, oppure di scegliere la strada della depubblicizzazione, privatizzazione sarebbe, diventare quindi fondazione di diritto privato e quindi entrare in un regime di diritto privato. Dopodiché noi concepiamo anche i centri servizi per anziani come centri importanti in cui c'è il centro diurno, in cui c'è la domiciliarità, in cui ci possono essere una serie di servizi che gli enti locali possono usufruire, non so, penso ai pasti, alla consegna pasti, ai servizi mensa, ad altre cose, insomma. Certo, quindi cercare di sfruttandoli al massimo, insomma, visto che ci sono importanti, anche hanno numeri importanti, perché ci sono realtà nel Padovano, nel Trevigiano, nel Veronese che effettivamente hanno dei numeri importanti, ma anche una capacità anche di sapersi relazionare col territorio molto molto forte. In antitesi, diciamo così, c'è un altro tema importante che riguarda gli asili nido e le scuole paritarie. Anche qui prima dell'avvio del dibattito per il bilancio c'era una grandissima preoccupazione perché i fondi a disposizione si era detto che sarebbero stati tagliati. Come avete concluso? Allora, il problema della prima infanzia, insomma, quella 0-6 anni per capirci, è un problema effettivamente molto importante, che comunque è uno dei settori a cui noi teniamo, perché fa parte appunto del settore legato alla famiglia, alla genitorialità, alla conciliazione dei tempi di lavoro per le famiglie, per i genitori che devono e vogliono, insomma, lavorare e quant'altro. In questo bilancio noi avevamo già anticipato, proprio perché il bilancio purtroppo era un bilancio molto ridotto a causa dei tagli, a causa anche delle poste che il governo con il 118 ci ha imposto di bloccare e quindi mantenere fisse, oppure anche per i 40 milioni che noi abbiamo inserito nel bilancio per le province, cioè la riforma che il governo ha fatto non è stata una riforma che ha risolto il problema, ma ha scaricato alla regione il problema province, e noi avevamo dovuto prevedere 40 milioni nel bilancio 2016 e 2016 per mantenere le funzioni alle province. Quindi tutto questo insieme di cose ha portato effettivamente a una difficoltà nel riuscire a mantenere gli stanziamenti tradizionali, e quindi nel bilancio 2016 noi abbiamo inserito 31 milioni per il segamento 0-6 anni, ossia 15 milioni e mezzo per gli asili nido e 15 milioni e mezzo per le scuole materne. Bisogna anche dire che il Veneto è una regione a parte, ha una tradizione di scuole paritarie che non esiste da nessuna parte del resto del paese, 90.000 bambini che usufruiscono di questo servizio e che costano zero allo Stato, mentre negli altri territori, Emilia Romagna piuttosto che Liguria, Piemonte, insomma sono tutte a carico dello Stato perché sono spese statali, e lo Stato non riconosce, ha sicuramente dato dei finanziamenti, ha aumentato di 20 milioni quest'anno, però non riconosce
il risparmio che ha, che è un risparmio stimabile attorno agli 800 milioni, quindi una cosa importante. Sono in sofferenza, noi in questo bilancio abbiamo garantito 31 milioni certi e poi ci siamo impegnati nel corso dell'anno e quindi in fase di assestamento o quant'altro di cercare di recuperare altre risorse. Beh, insomma, dai, vediamo se si riesce a fare un ulteriore sforzo in questa direzione. Abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme perché voglio parlare con l'assessore di una rivoluzione che è quella dell'azienda zero, che interessa ovviamente anche il sociale, ma anche della famiglia, visto che ha partecipato recentemente anche al Family Day. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qui ancora insieme con l'assessore Emanuela Nazzarino, assessore sociale della Regione Veneto, per parlare del bilancio che è appena stato approvato dalla Regione Veneto, ma anche di quello che deve essere necessariamente un cambio di mentalità che coinvolge tutto il settore sanitario e sociale, e quindi l'azienda zero, il grande progetto di creare un'azienda snella con un unico centro che faccia gli acquisti per tutto il Veneto, che riguarda appunto il settore della salute. Come si trasferisce tutto questo per quanto riguarda il sociale invece? Ma allora diciamo che con la nomina dei nuovi direttori generali appunto il 24 di dicembre si è un po' anticipato, diciamo così, un po' geograficamente quelli che saranno appunto le nuove direzioni generali, quindi i nuovi confini con delle USL provinciali, in alcuni casi invece delle USL sdoppiate, diciamo, perché ci sono delle caratteristiche geografiche di un certo tipo per cui per salvaguardare delle specificità particolari, e quindi il governatore ha anticipato in pratica qualcosa che era inserito nella famosa PDL 23 che a noto ai più come azienda zero, anche se poi insomma la traduzione aveva all'interno anche la nuova geografia per quanto riguarda appunto le nuove ASL. Azienda zero, allora noi finito il bilancio, adesso abbiamo finito sabato notte, ci sarà appunto nelle prossime settimane il ritorno in commissione, in quinta commissione, quindi del PDL 23 che è quello che contiene appunto la famosa azienda zero, e andremo avanti appunto per l'approvazione di questo PDL, perché in quest'anno, ricordiamoci, ci sono delle ASL che sono commissariate, quindi noi abbiamo la necessità di varare una nuova riforma in modo da definire un po' com'è tutta la situazione. Perché si è parlato di contrasti anche all'origine di questo rallentamento della... Ma no, ci sono state, allora c'è stata una dialettica anche in commissione con i territori, io ho partecipato a tutte le audizioni delle conferenze dei sindaci, poi sono andata anche una seconda volta in tutti i territori assieme al collega Coletto per riascoltare nuovamente le conferenze dei sindaci. Loro hanno presentato delle osservazioni che sono state anche in parte recepite, perché se pensiamo al sociale, quindi a quello che mi riguarda personalmente, abbiamo reinserito il direttore ai servizi sociali e quindi tutte le funzioni legate appunto a questa figura, ma anche abbiamo riconfermato il discorso legato alle conferenze dei sindaci, al valore appunto territoriale, quindi a questo sistema che da più parti è stato definito come un sistema orizzontale, quindi le conferenze dei sindaci... C'era la paura di un cambio dirigistico, diciamo così. Sì, no, diciamo che il ritornello si smantella il sistema sociosanitario, la tradizione del Veneto, il Veneto che ha fatto da apripista, il Veneto che è stato stella polare proprio sul discorso dell'integrazione sociosanitaria, viene smantellato. Alla prova dei fatti non è così, perché insomma il direttore sociali c'è, è stato confermato, le conferenze dei sindaci ci sono, i piani di zona ci saranno, abbiamo prorogato in questo anno perché erano scaduti, quindi abbiamo prorogato fino a 31/12/2016, in modo che in questo anno si riesce a lavorare sui nuovi piani di zona e ogni conferenza dei sindaci dovrà lavorare, perché quello diventa poi lo strumento, il contenitore dove ci sono i vari servizi che ci sono rispetto agli anziani, ai disabili, alla famiglia, ai giovani, insomma quello è il contenuto, insomma, quelle politiche vere e proprie. Quindi diciamo era uno spauracchio che però a onor del vero insomma non c'è.
Azienda zero invece è sicuramente qualcosa che noi porteremo avanti perché diventa appunto il braccio destro, il braccio operativo della regione, diventa un modo per cercare di fare economie di scala, diventa un modo per razionalizzare, diventa un modo per cercare di fare anche dei risparmi e i risparmi che possiamo fare possono poi essere riversati in servizi, in cose aggiuntive. Quindi di pari passo alla gestione sanitaria anche la gestione delle pratiche per tutto quel che riguarda l'ambito del sociale, gli anziani, le persone con handicap, così subirebbe la stessa sorte, sostanzialmente verrebbe accentrato in sette centri. Sì, cioè, allora l'azienda zero appunto diventerebbe il braccio operativo delle aziende sanitarie della regione in cui concentrare, non so, quando parliamo di appalti, quando parliamo di contenzioso legale, quando parliamo di assicurazioni, quando parliamo di acquisti di un certo tipo, in modo da fare massa critica e quindi anche per il sociale, quando ci sono acquisti da fare in massa, è chiaro che fare un acquisto unico può diventare importante, ma anche può diventare motivo per cui ci sono dei risparmi che si possono poi riversare in servizi diversi alla persona, insomma, quindi su questo credo che siamo tutti d'accordo, quindi la politica continua a avere il proprio ruolo, continua a decidere, quindi non sarà l'azienda zero che decide, ma sarà la politica, la giunta, il consiglio, la quinta commissione, come prevede la legge, a decidere anche quali funzioni di volta in volta passare all'azienda zero e l'azienda zero diventa effettivamente il braccio operativo. Questo quindi adesso c'è il dibattito in commissione che riprende e poi avete delle previsioni sui tempi di percorrenza di questo decreto? Ma allora diciamo il Presidente ha anticipato con la nomina dei 9 direttori generali, quindi insomma i bacini che erano quelli che un po' facciamo 7, facciamo 8, facciamo 9, ne facciamo 12, insomma il grande dibattito che poi ricordiamolo perché a volte tutti lo dimenticano, è stato anche Renzi quando è venuto in campagna elettorale in Veneto a porre la questione 22 USL sono troppe, no? Sì. Quindi cioè, era stato lui a porre la questione. Per qualche giorno siamo stati sui giornali, sembravamo l'unico caso di malasanità italiana. Ricordiamo realtà, che la Toscana ha varato la nuova riforma che prevede 3 USL e la Toscana insomma non è una regione piccolina, quindi insomma stiamo parlando di una questione che anche negli altri territori quindi è stata affrontata, la si sta affrontando. Per noi però la centralità diventa sempre i servizi, mantenere i servizi, quindi nessuno perde nessun servizio, i presidi ospedalieri ci sono, le schede che sono state approvate nel piano sociosanitario vengono mantenute, la qualità lo stesso verrà mantenuta, quindi il cittadino non deve avere paura di niente, solo una riorganizzazione gestionale proprio nell'ottica di una maggiore razionalizzazione e un maggiore risparmio. Le voglio chiedere qualcosa su nonostante siamo già virtuosi, perché bisogna dire siamo già virtuosi, ma siccome noi siamo bravi vogliamo ancora cercare di fare qualcosa di più e soprattutto se abbiamo dei risparmi dare dei servizi aggiuntivi. Volevo chiederle qualcosa per quanto riguarda, so che ve ne siete occupati anche in bilancio regionale, la categoria dei minori vittime di violenza. Sì. E c'era stata anche una protesta degli assistenti sociali che denunciavano il fatto che anche appunto essendo i comuni messi nelle condizioni in cui sono è sempre più difficile venire incontro a queste situazioni così delicate e così necessarie anche per la gestione. Ho visto che siete riusciti a trovare dei fondi. Sì, no, questo è stato fin dal mio insediamento, insomma, quando sono venuta a conoscenza di questa cosa mi ero impegnata e in questo bilancio trova concretezza il ripristino delle 5 equips interprovinciali, perché sono in più province, per non solo la presa in carico, l'assistenza, la diagnosi anche dei minori che sono vittime insomma, di maltrattamenti o abusi sessuali. È un tema credo che viene condiviso da tutti, perché quando parliamo di minori, i dati sono sempre pessimi. Quando parliamo di minori e di situazioni di questo tipo credo che non ci deve essere distinzione, quindi ho recuperato dei fondi per recuperare le 5 equips interprovinciali appunto che diventano un presidio sui territori importanti, non solo nella prima fase di comunicazione, sensibilizzazione, informazione, di presa in carico e assistenza, ma anche che seguirà nel percorso poi il minore che purtroppo insomma, si trova appunto vittima o comunque a dover subire insomma,
abusi di questo tipo. Ho visto che c'è stata anche l'assegnazione a Venezia del coordinamento invece per quel che riguarda le equip delle adozioni. Sì, Venezia, allora inizialmente diciamo, la USL di riferimento era nel Trevigiano, invece è stata spostata a Venezia. Anche qui in Veneto abbiamo il sistema Veneto Adozioni, che è un sistema di eccellenza unico, vorrei dire, insomma, in tutto il territorio italiano, in cui appunto c'è questo coordinamento regionale con base quindi nell'USL 12 di Venezia, che non solo funge da punto di riferimento, ma anche coordina tutte le altre appunto che sono dislocate nei territori, e quindi tutte le altre equip che ci sono nei territori, e poi di supporto alle associazioni, insomma, perché questo è un tema molto delicato, perché sappiamo quanto difficile è adottare un bambino, è un percorso che chi lo affronta, insomma, lungo, pieno di insidie, quindi il minimo che possiamo fare è quello di cercare di alleggerire, di coordinare, di fare una regia, insomma, che sia una regia, insomma, che permetta appunto di alleggerire anche il carico che molte volte le coppie devono affrontare da un punto di vista anche normativo, perché diventa anche pesante proprio da un punto di vista burocratico. E lei ha partecipato, l'abbiamo detto prima, anche al Family Day in rappresentanza della Regione Veneto, quindi con un ruolo istituzionale. Anche il Presidente Zaia aveva detto il Veneto ci sarà e sarà a questa manifestazione, un po' in antitesi al dibattito che si sta svolgendo intorno al decreto legge Cirinnà sui diritti, insomma, certo, delle coppie di fatto, ma anche sulla stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio di un partner venuto a mancare. Ormai siamo alle strette questa settimana, e secondo lei cos'è auspicabile? Ma io credo che dovrebbe prevalere il buonsenso. Il Family Day è stata una manifestazione, una bellissima manifestazione, democratica, tranquilla, silenziosa. C'erano queste famiglie, i bambini che nei Plaid giocavano, coloravano, c'è un clima di veramente molta tranquillità, serenità, però un messaggio forte, insomma, è voluto essere un messaggio molto forte al governo e al Premier Renzi. Adesso, se il governo fa finta di non ascoltare questo messaggio, insomma, per carità, poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io ho anche espresso la mia posizione. Allora, la famiglia che io riconosco, che noi riconosciamo, è la famiglia, quindi quella naturale, quella sancita dalla Costituzione, insomma quella formata dall'uomo e la donna, e il matrimonio è quello appunto previsto anche in Costituzione. E il bimbo deve sicuramente crescere con una mamma e con un papà. Questi credo che siano dei concetti fondamentali che fanno parte, insomma, della mia e credo in generale della nostra cultura. Poi invece, se parliamo dei diritti civili, possiamo fare un ragionamento, però mi sembra che il DDL Cirinnà invece metta all'interno tutto, perché mette all'interno diritti civili, però mette all'interno l'equiparazione al matrimonio, il matrimonio fra persone dello stesso sesso, al matrimonio tradizionale, quello sancito, e poi introduce anche la famosa stepchild adoption, che mi trova contraria assolutamente, perché credo che il benessere, insomma, la crescita di un figlio deve essere appunto... Secondo lei il governo andrà dritto? Sembra intenzionato ad andare dritto su questo Allora, da quello che si sta un po' percependo mi sembra di sì, anche se anche oggi ho sentito, insomma, proprio all'interno della maggioranza molti scricchioli, quindi non lo so se alla fine Renzi farà finta di niente e tirerà dritto, però mi sembra scelta civica, ma la parte, diciamo, più cattolica del PD sicuramente, insomma, mi sembra che abbia espresso molta contrarietà. Ora non lo so se ci saranno, appunto, se il DDL verrà rivisto e quindi ci sarà lo stralcio tipo della stepchild adoption, dell'equiparazione del matrimonio. Mi sembra che su questi temi, insomma, c'è una richiesta forte. Staremo a vedere, certo che sarà una grande prova di forza, altrimenti il Paese su questo tema in ogni caso. Ma io credo di sì, insomma, è un tema che sono quei temi in cui il Paese si deve esprimere, però mi sembra che la manifestazione di Roma sia stata comunque un'espressione importante, quindi non tenerne conto vuol dire non ascoltare una fetta importante anche numericamente, insomma i numeri poi, insomma, ognuno può dire quello che vuole, ma effettivamente c'è stata una partecipazione di massa, quindi non ascoltarla in un paese democratico non credo sia giusto. Quindi un passo alla volta, dice lei?
Assolutamente un passo alla volta, anche perché insomma affrontiamo i diritti civili, però non mescoliamo troppe cose insieme, insomma credo che alla fine diventano quei minestroni che non piacciono, ma soprattutto possono avere dei risvolti negativi. Si sta discutendo di una riforma della previdenza che riguarda anche gli assegni di reversibilità, tutte queste cose qui. Io non ho capito molto bene tecnicamente cosa andrà a succedere, ma ci saranno delle ripercussioni anche per quanto riguarda gli aspetti sociali? Ma sicuramente se si va a toccare gli assegni di reversibilità, si va a allargare la platea e le risorse rimangono quelle, purtroppo insomma ci può essere una ripercussione tra chi già insomma vive con un sussidio molto basso, insomma diciamo così. Poi c'è tutta una discussione che ho appunto intuito, ho sentito oggi, mi sembra che è legata a l'introduzione diciamo, che il governo Renzi ha fatto riguardo al contrasto alla povertà, no? I famosi 600 milioni, al cui interno ci sono degli ammortizzatori sociali e quindi i 600 milioni non sono tutti 600 milioni per il contrasto della povertà, soprattutto minorile, infantile, quindi ai bambini. Ma non mai se le gestivano le regioni come fondi questi? Ma sicuramente sarebbe stato meglio, invece io da quello che mi è stato riferito dai tavoli romani, insomma tecnici a cui anche la mia struttura ha partecipato, è molto complicata perché questo famoso, insomma, diciamo così, aiuto al contrasto della povertà passerà tramite l'INPS e poi tramite le poste italiane, con una card per 80 euro si parla per ogni figlio minore, però a quei soggetti, a quelle famiglie che hanno un reddito inferiore ai 3.000 euro, quindi cioè, dico, diventa veramente anche da gestire una cosa molto molto complicata, quindi secondo me insomma non lo so, è stata venduta in maniera eclatante, ma un po' insomma siamo abituati agli annunci del Premier Renzi, insomma, quindi un'iniziativa lodevole, contrasto alla povertà, agli emarginati, all'inclusione sociale, poi lui ha fatto molto leva soprattutto sui bambini che sono sotto la soglia di povertà. Però così come è costruita insomma non mi sembra proprio che potrà avere chissà che benefici, ma soprattutto è poi complicata come gestione. Però staremo a vedere. Sì, appunto, il dibattito è di questi giorni, staremo infatti, a vedere. Si dovrà evolvere durante questi giorni, vedremo come procede. Lei anche si deve occupare per il suo assessorato anche della questione dei profughi. C'è una grande preoccupazione per quello che sta accadendo intorno al nostro paese e soprattutto per quel che riguarda la parte orientale, diciamo così, la parte dei confini con la Grecia, la Croazia, la Slovenia, che potrebbero essere quasi sigillati isolando la Grecia, ma anche a nord dall'Austria, che intende mettere un po' un freno alla situazione. Ma le dichiarazioni mi sembra che sono state fatte appunto dal governo austriaco sono preoccupanti, nel senso la volontà appunto di erigere questo muro, insomma, e poi di far passare solo determinate quote, quindi una volta esaurita la propria quota non fanno passare più nessuno, vuol dire che comunque le persone rimarrebbero nei nostri territori, rimarrebbero nel Trentino, in Veneto, insomma in tutto il territorio appunto prima di arrivare al Brennero. La cosa è preoccupante perché qui è la dimostrazione come l'emergenza profughi, che non possiamo più chiamarla emergenza perché l'emergenza dura poco, ma noi siamo abituati alle emergenze che durano per una vita intera, è stata gestita in maniera fallimentare da parte del governo e da parte dell'Europa. Perché le operazioni Triton prima e tutte quelle che si sono susseguite, ma lo stesso insomma lo scaricare nei territori, in questo caso nei sindaci, negli enti locali, perché ricordiamo c'è quello che sta succedendo tipo a Onè di Fonte piuttosto che a Oderzo eccetera, con i prefetti che sono la mano lunga del governo, fanno i bandi, fanno le assegnazioni senza sentire i territori, cioè ha dell'incredibile e soprattutto non regge, perché noi abbiamo moltissime persone in difficoltà, moltissime delle nostre famiglie i cui capifamiglia sono disoccupati, non riescono a trovare un lavoro, quindi chi viene qua in cerca di lavoro non lo trova perché
in questo momento non c'è, e poi questo creando problemi di sicurezza, problemi di ordine pubblico, ma anche problemi, se vogliamo, sanitari, perché non c'è più un controllo del territorio. Se noi pensiamo, io gli ultimi dati, al 15 di gennaio, con questa ondata di sbarchi, sono transitati, adesso non sappiamo se sono ancora in Veneto, 20.000 profughi, cosiddetti profughi. Però nelle strutture ce ne sono sanciti 7.500, quindi vuol dire che 12.000 sono passati, sono in giro, non si hanno più tracce, non si sa dove sono spariti, e questo la dice lunga, insomma. Poi ricordiamolo che il 40% ha i requisiti per quando fanno la domanda ufficiale alle commissioni per diventare profugo, il 60%, cioè viene negata la richiesta perché non hanno i requisiti, quindi vuol dire che non scappano né dalla guerra né dalla fame. Purtroppo non abbiamo più tempo per affrontare questo, che è un tema molto delicato ed ampio, ma casomai tornerà con noi per parlare specificatamente di questo, anche perché appunto credo che le occasioni non mancheranno stante la situazione internazionale. Grazie a Manuela Lanzarin per essere stata con noi questa mattina, buon lavoro. Grazie a voi. E noi ci vediamo sempre come al solito la mattina alle 7 in punto. Buona giornata.